Buon pomeriggio, come state? Oggi si è conclusa una bellissima esperienza, speriamo che sia soltanto la prima di una lunga serie. Sono strafelice, ma siete curiosi di sapere perché sono stata ad Esolo? Bene, allora, aio, beni che ti conto. Ciao amici, sono arrivata ad Esulo e mi trovo esattamente nella piazza dedicata al grande maestro Tonino Puddu. Sto arrivando da Vilanova Tulo e voglio cogliere questa occasione per parlarvi di due mie bellissime esperienze. Mi sono recata a Vilanova Tulo per tanti anni per seguire un corso di ballo. Lì ho conosciuto tante tantissime persone che sono diventate mie carissime amiche, esperienza veramente meravigliosa. Si è creato un ambiente così bello che ho difficoltà a trovare delle parole per esprimere esattamente le mie bellissime emozioni. È un gruppo unito con cui abbiamo condiviso tutti questi anni, tutti quegli anni insieme fino all'avvento della pandemia e con i quali con molti dei quali abbiamo mantenuto ottimi rapporti. Stessa esperienza qui ad Esulo, sono qua, oggi si conclude il primo ciclo di un corso per imparare a ricamare l'abito tradizionale desulese. È stata un'esperienza bellissima, un gruppo di circa 30 persone, molte delle quali sono delle ricamatrici anche molto brave, bravissima la coordinatrice, splendida la maestra, veramente eccezionale e ve lo dico in qualità di maestra. Sono un'insegnante per cui riconosco chi ha questo dono, questo carisma, questa capacità di trasmettere la propria bravura anche agli altri. Ehm, Poi vi mostrerò il mio piccolo gioiello perché ci sono veramente tante tantissime ore di lavoro e le colleghe eccezionali, tutte quante, sia la nostra deccana, la signora Liori, la mamma del noto giornalista Antonangelo, sia tutte le altre, in particolare Costanza e Franca, che mi hanno aiutato tanto a correggermi, perché per me era qualcosa che inizialmente sembrava impossibile, non tanto nei primi giorni di lezione quando abbiamo montato i nastri, ma quando abbiamo iniziato il primissimo punto, che è difficile, che è difficile. Questo è bellissimo, mi ritengo fortunata perché mh, conosco tantissime persone, frequento tantissimi gruppi, veramente tanti, ma non ho trovato mai un ambiente così bello. Un ambiente dove sono tante le persone che ne fanno parte e nessuno ha cercato di imporre le proprie idee agli altri, anzi, si è cercato sempre di trovare, di fornire la propria esperienza per rendere migliore il gruppo e le lezioni molto più interessanti. Ho scoperto tante curiosità di questo affascinante paese e piano piano con dei gruppi cercherò di raccontarvele. Non so come riuscirò anche a montare i vari video e a presentarveli perché durante questo lungo mese e mezzo ne ho realizzato tantissimi, sono sparpagliati nella mia rubrica, però volevo parlarvene soltanto a corso concluso. Quindi ora mi avvio verso la scuola e poi vi racconterò le mie considerazioni finali. Sono stata veramente felice. Grazie anche a Facebook perché Katie Sionis aveva pubblicato questa locandina, io l'avevo vista e visto che il corso era aperto a chiunque, io non sono l'unica che viene da fuori, ci sono anche 4 ragazze di Arizzo, e sono veramente felice, felicissima di essere qua.